Il Trissino si qualifica alle semifinali dei playoff scudetto, batte anche al ritorno il Follonica 9-4, Joao Pinto. Però è una partita diversa da quella dell'andata, il Follonica era un po' anche in ristrettezze di formazione con diversi acciaccati. È stata una partita dura, sapevamo che è sempre duro giocare al Campanile, il Follonica gioca bene, ha un gioco molto ben impostato, è una squadra esperta e anche con i giovani che hanno dentro hanno fatto una crescita matura, il nostro obiettivo era passare. Joao, ora ci saranno la trasferta a Coimbra in Portogallo, con quante aspettative va il Trissino? Prima lasciare i complimenti a Federico Panini per la sua carriera follonica, ha vinto titoli a casa sua e a Sergio Silva un saluto anche della parte nostra, del ringraziamento per quello che ha fatto per l'hockey in Italia e in bocca al lupo per lui. In Portogallo sarà dura, è la finale di Coppa Campioni, ma noi andiamo là con le nostre aspettative, con il nostro gioco, essere personalizzati e andare per arrivare sempre più in alto, che è quello che noi cerchiamo di fare dal primo giorno.